focus sul mercato di Lusia, uno dei più importanti della regione del Veneto, con diverse referenze dell'ortofrutta. Andiamo a sentire Rossano Fontan e Giuseppe Boscolo Palo. È un Magfrut diverso, un Magfrut nuovo per noi. Quest'anno ci proponiamo solo come mercato ortofrutticolo, portando anche i prodotti tipici delle aree di Venezia e Rovigo, quindi abbiamo, oltre alle aziende del mercato, abbiamo anche i prodotti come l'aglio DOP, il radicchio di Chioggia IGP, ed è una presenza che sta dando anche buoni frutti, nel senso che abbiamo avuto parecchi incontri, contatti anche con persone che tante volte sentiamo solo per telefono ma che poi non si vedono mai, e quindi qua è anche un momento di incontro. Ricordiamo quali sono le eccellenze del territorio di Lusia. Lusia ovviamente ha il marchio dell'insalata di Lusia IGP, abbiamo la carota lavorata con foglia, al quale abbiamo anche partecipato a un incontro, a un convegno che è stato fatto proprio qui a Magfrut il primo giorno di fiera, e quindi siamo andati a portare anche la nostra esperienza. Ma abbiamo anche tutto il paniere delle lattughe, radicchi, porri, sedano, insomma abbiamo oltre 60 referenze che sono presenti, diciamo, tra il periodo primaverile, principalmente tra primavera e l'autunno, coprono questo arco di tempo. Bisogna fare anche dei ringraziamenti, sicuramente a Rossano che ci coinvolge, ma grazie al contributo proprio della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo e alla sua azienda speciale Mercati e Opportunità, che col loro contributo ci permette di essere presenti in questa fiera, ma anche alla fiera Fruit Logistica di Berlino, e penso che questo connubio, diciamo, di interesse collettivo, perché poi rappresentare un territorio è l'occasione anche per la Camera di Commercio di avere la sua presenza all'interno di queste manifestazioni. Una referenza importante è quella del radicchio di Chioggia, conosciuta, che identifica e valorizza un territorio. Sicuramente sì, ovviamente noi siamo qua come consorzio IGP, ma credo che rappresentiamo anche tutta la produzione del tondo, quindi è un territorio che va sicuramente promosso assieme al suo prodotto principe e che ha nel ruolo istituzionale del consorzio il soggetto che può portare questa dinamica diciamo istituzionale alla conoscenza del prodotto stesso.